45. In un fotomontaggio l'ISIS minaccia Venezia, ma il questore Gagliardi commenta: questa è una fake news e i controlli in città sono massimi. Il governatore Zaia apre i lavori del Consiglio regionale, dove è iniziata la discussione sulla manovra di bilancio e fa il punto sui danni alla montagna e altri temi cruciali per il Veneto. Nonostante le continue rassicurazioni dal governo giallo-verde, il dossier sull'autonomia del Veneto non è ancora approdato in Consiglio dei Ministri e in Regione Lega e 5 Stelle si accusano a vicenda. Marghera, furto con strappo a un anziano che aveva appena prelevato la pensione, la polizia indaga per trovare i responsabili. Nel giorno di Santa Barbara i Vigili del Fuoco di Venezia tracciano un bilancio dell'attività con ottimi risultati nonostante la carenza del personale. Paura ieri sera in Corso del Popolo a Mestro, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la caduta di calcinaccio e messa in sicurezza della zona. Ha preso il via il 1° dicembre il piano comunale per gestire i mesi più freddi dell'inverno, che vede al suo interno un progetto di inclusione sociale per i senza dimora che intendono farne parte. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete sentito in un fotomontaggio: l'ISIS minaccia Venezia, ma il questore Gagliardi commenta: questa è una fake news, i controlli in città sono massimi. Sentiamo. L'ISIS minaccia la città diffondendo un fotomontaggio in cui si vede una bandiera nera sulla Basilica della Madonna della Salute. Un terrorista armato pronto a colpire è rivolto verso la Basilica, i canali di Venezia e i palazzi storici della città, e si legge: non c'è divinità se non Allah. A scovare l'immagine alcune agenzie americane specializzate nel monitoraggio dei mezzi di comunicazione dei fondamentalisti. Ma sebbene Venezia sia un obiettivo sensibile da sempre, gli esperti dell'intelligence, già a conoscenza di questo fotomontaggio, tendono ad escludere che possa far riferimento a un ben preciso piano di attacco al cuore del Veneto, come confermano questore e prefetto. Assolutamente una fake news questo fotomontaggio. Siamo serenissimi, siamo sempre attenti, perché tutte le forze dell'ordine, coordinate dal signor prefetto di Venezia, pongono la massima attenzione in questa città. Non abbiamo nessun tipo di segnale, la nostra attenzione è sempre alta. Non diamo importanza a questa cosa, perché quella bandiera è apparsa su 20 campanili diversi, per cui la cosa non ci scompone più di tanto. La città è sotto controllo, sì, potrebbe essere un obiettivo, ma diciamo ci sono 100 città che potrebbero diventare obiettivo. Da questo punto di vista diciamo che il terrorismo di matrice islamica è un terrorismo che ha prevedibilità zero, può colpire in qualsiasi parte, in qualsiasi momento, in qualsiasi persona. Però noi non ci facciamo sottomettere dalla paura di queste persone. Nel caso proprio di questa mattina è una fake news. I controlli in città non mancano, anzi, in vista delle festività natalizie saranno adottate le stesse misure di sicurezza che finora hanno dato buon esito. Anche quest'anno potenzieremo i servizi come ogni periodo natalizio, per far sì che tutti i cittadini possano godere queste feste natalizie serenamente. Ci sarà maggiore impegno da parte di tutte le forze dell'ordine, ma questo è nell'ordine delle cose. Ciro Esposito, il 49enne napoletano accusato di aver ucciso l'amico Ivano Gritti lo scorso 8 gennaio a Venezia, è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato. Quella notte, verso l'1, Esposito si era presentato a casa di Gritti per poi sparargli attraverso la porta. Uno dei proiettili aveva colpito la vittima all'occhio. Poco dopo i carabinieri intervenuti sul posto lo avevano disarmato e bloccato. Il sostituto procuratore Ciccarese aveva chiesto 15 anni di carcere per Esposito, che da parte sua si era sempre difeso sostenendo di aver sparato a Gritti per errore, non avendolo riconosciuto e pensando che fosse un ladro. Ed in tema di sicurezza stanno dando buon esito i controlli notturni della Polizia Municipale sul territorio. Sentiamo.
A distanza di alcune settimane si stanno già toccando con mano i buoni risultati del potenziamento di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale, in particolare negli orari notturni. Un bilancio essenzialmente positivo, ho ricevuto diversi segnali direttamente dai cittadini di riconoscimento del cambiamento che si è notato proprio a occhio nudo in virtù del nuovo servizio che abbiamo posto in essere, e quindi ben 13 pattuglie che vigilano ulteriormente nel nostro territorio, e questo sta portando degli enormi risultati. E come dichiarato dal questore Gagliardi, anche l'assessore Desta rassicura sui controlli in vista del Natale, con presidi costanti sul territorio. Tutto è pronto per il Natale e continuano le attività di vigilanza sul territorio, che saranno e sono pronte a garantire la sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre case. Indagini in corso della polizia dopo il blocco del 54enne originario del Trapanese ma residente a Astra, arrestato mentre viaggiava lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia con 3 bombe in auto. Sono stati alcuni problemi relativi a multe pregresse non pagate e portate all'attenzione degli agenti della Polstrada. La sua vettura, si tratta quasi certamente di un corriere, ma gli investigatori non escludono nessuna ipotesi sulla provenienza e la destinazione finale delle bombe che incautamente teneva in auto. Gli artificieri hanno appurato che le bombe erano state preparate da una persona esperta. L'innesco elettrico, i telecomandi e le elaborazioni non lascerebbero dubbi alle forze dell'ordine. Un quantitativo in un'auto non avrebbe lasciato scampo alle persone a bordo e troppo potente anche per un possibile atto intimidatorio nei confronti di un'attività commerciale. Il punto sui danni alla montagna, la pedemontana veneta e gli altri temi cruciali per il Veneto è stato fatto in mattinata dal governatore Luca Zaia di fronte al Consiglio regionale, dove è iniziata la discussione sulla manovra di bilancio. Entro qualche giorno si potrà avere una stima precisa dei danni alla montagna veneta. Ad annunciarlo il governatore Luca Zaia, commissario per l'emergenza, nel presentare al Consiglio regionale la manovra di bilancio. Quanti danni abbiamo avuto? Noi calcoliamo che siano in settimana, li renderemo noti, che siano abbondantemente sopra il miliardo di euro. Abbiamo una fascia interessata di circa 100.000 ettari, che non è una roba da poco, dei quali vi posso già dare un dato verosimilmente buono: 28.000/30.000 sono rasi a suolo. Data la vastità dell'area interessata, non è stato semplice realizzare una mappatura esatta di tutte le zone colpite, che ha richiesto particolari condizioni meteo per ottenere delle immagini sufficientemente nitide dai satelliti. Abbiamo fatto questa foto e oggi sappiamo dove sono queste aree di schianto, sappiamo dove sono le briglie che sono saltate, dove sono le frane, per avere un quadro generale per poter fare una stima entro il 10 di dicembre. La richiesta di introdurre un'addizionale IRPEF regionale per sostenere la montagna, avanzata dall'opposizione, è stata respinta dalla Giunta. Noi tasse non ne mettiamo, daremo una mano al bellunese, cercheremo di recuperare la situazione, ma pensare di chiedere di applicare tasse ai veneti in questa fase decisamente no. Queste cose si fanno quando non ce la fai più, ma per ora ce la faremo e ce la facciamo. Il Fondo di solidarietà istituito dalla Regione a sostegno dell'emergenza ha raggiunto nelle scorse ore i 2 milioni di euro di donazioni, una generosità che il governatore definisce commovente. Altra voce pesante del bilancio regionale, che ammonta in totale a 17 miliardi di euro, 9 dei quali destinati alla sanità, è quella che riguarda la pedemontana veneta. Il primo tratto della nuova superstrada, annuncia Zaia, sarà inaugurato a giorni. Qualcuno potrà dire, ma lo stai dicendo da un mese, perché non lo apri? Semplicemente perché, come accade in Italia, allora c'è il concessionario che c'è un programma, un software per l'esecuzione dei pedaggi che si rifà a un programma francese. L'AISCAT ne ha un altro e questi ne parla tra loro. Io ho detto che sono stanco di aspettare, per cui se non me l'aprono con il software che dialoga, tirino sulle sbarre, intanto lo faranno gratuita e lo facciamo pagare al concessionario a questo punto il pedaggio, perché è impossibile pensare di lasciare 7 km, 8, 10, quelli che sono, di una strada che è già pronta da mesi, e io direi che è il caso di aprirla. Nonostante le continue rassicurazioni dei massimi esponenti del governo giallo-verdi, il dossier sull'autonomia del Veneto non è ancora approdato in Consiglio dei Ministri. In Regione Lega e 5 Stelle si accusano a vicenda di voler boicottare il percorso.
L'autonomia, anche se nessuno se n'è accorto, è presente nel DEF e spero di portarla a casa entro Natale. All'auspicio del presidente Luca Zaia risponde dai banchi dell'opposizione il capogruppo 5 Stelle Jacopo Berti in un intervento che suscita l'indignata reazione dei leghisti. Finora abbiamo sentito solo promesse, attacca il grillino. Il ministro Erika Stefani dovrebbe finalmente mettersi a lavorare. Abbiamo fatto una campagna elettorale proprio per il referendum per l'autonomia, 2,5 milioni di veneti sono stati chiarissimi e la chiedono a gran voce, e per il principio della democrazia diretta vogliamo dare questa autonomia come è stata chiesta dai cittadini. Però appunto c'è un ministro competente, da parte nostra come 5 Stelle totale e assoluta disponibilità a portarla avanti, però adesso se la deve sbrigare giustamente il ministro che ha in mano il dossier, e speriamo che lo faccia. Parole spudorate, ribatte il capogruppo leghista Nicola Finco. La situazione a Roma è ben nota a tutti. Il dossier è fermo a causa delle resistenze dei ministri 5 Stelle. Le bugie hanno le gambe corte, ma soprattutto noi abbiamo le carte che parlano. Il ministro Stefani ha concluso l'iter, oggi gli unici ministeri che non hanno risposto in merito alle materie da delegare alla Regione Veneto sono proprio i ministeri governati dai 5 Stelle. Quindi oggi, se l'autonomia a livello romano è bloccata, non è sicuramente per colpa della Lega, ma di questi 5 Stelle che ovviamente hanno paura che la nostra Regione inizi questo percorso di autonomia e quindi dimostri che dove c'è la Lega si governa bene. Dopo l'ultimo episodio avvenuto a Marghera, la polizia torna a invitare gli anziani a non ritirare, se possibile, la pensione in contanti, in ogni caso di recarsi immediatamente a casa facendo attenzione a chi si incontra lungo il tragitto. Era appena stato in banca a ritirare la pensione, 1.400 euro in contanti che aveva iniziato a spendere immediatamente in piazza Mercato. A un nordafricano dall'età apparente di circa 40 anni non è sfuggito il grosso fascio di banconote in mano all'84enne di Marghera. Il rapinatore, che indossava un giubbotto di colore scuro, ha affiancato l'anziano in via Canal, gli ha strappato con violenza i soldi dalla tasca aperta del giubbotto ed è poi fuggito a rotta di collo a bordo di una bicicletta rossa. La vittima è rimasta paralizzata dallo shock e solo dopo qualche minuto si è ripresa e ha chiamato il 113. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Le indagini sono in corso per risalire all'autore del reato. Paura ieri sera in Corso del Popolo a Mestre, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per la caduta di alcuni calcinacci. Erano le 19:30 quando è giunto l'allarme al 115. In Corso del Popolo a Mestre, nella rampa in direzione di Marghera, cadevano pezzi di calcinacci. I vigili del fuoco intervenuti con 2 automezzi, tra cui un'autoscala, hanno messo in sicurezza la zona, eseguendo un controllo visivo del manufatto ed eliminando il pericolo imminente. A piombare sul manto stradale sono stati degli elementi copriferro in cemento in fase di espulsione. Durante le operazioni di soccorso il cavalcavia è rimasto comunque aperto al traffico veicolare. La struttura, riferiscono i vigili del fuoco, ora sarà oggetto di opere di manutenzione per ripristinare le condizioni originali di sicurezza. La zona sottostante, dove potrebbero crollare ulteriori calcinacci, nel frattempo è stata delimitata. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, il cui compito è stato quello di deviare il traffico durante la messa in sicurezza per circa 2 ore e mezza di intervento. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Nel giorno di Santa Barbara i Vigili del Fuoco di Venezia tracciano un bilancio dell'attività con ottimi risultati nonostante la carenza del personale. Sentiamo. Sul nostro territorio abbiamo misurato quasi 1 migliaio di interventi durante l'anno di soccorso, sono oltre 400 le pratiche di prevenzione elaborate, quindi un lavoro costante e quotidiano che ci ha visto cercare di accrescere la sicurezza su questo territorio, e devo dire anche con risultati per quelle che sono le difficoltà del momento in termini di organici e di risorse, direi estremamente encomiabili. Di questo non si può che ringraziare il personale. Il giorno di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, è stata l'occasione per fare, oltre alla cerimonia con la messa e la consegna delle onorificenze nella sede del comando a Mestre, un bilancio sull'attività svolta nell'ultimo anno e soprattutto nell'ultimo periodo, quando i pompieri sono stati impegnati nelle attività di soccorso per i danni causati dal maltempo. Il nostro personale è anche andato nel Bellunese, nell'Agordino, ad operare, dove è stato per settimane durante il periodo più duro, ma tutto
tutto il lavoro, perché comunque noi abbiamo avuto in quel momento circa 200 interventi solo sulla città di Venezia, uno in particolare la cabina dell'Enel che serve tutta Venezia stava andando sott'acqua, avremmo avuto un blackout completo di tutta Venezia, alle 3 di mattina siamo riusciti con grossa difficoltà perché il problema dell'acqua alta vuol dire anche grossi problemi di navigazione che non si passa sotto i ponti, quindi veramente è stato un intervento molto complesso ma che siamo riusciti a garantire. Ve ne siete accorti perché non siete rimasti senza corrente, ecco. Sarebbe stato una sorta di disastro. Un lavoro eccellente nonostante la mancanza di personale, come sottolineato dal comandante. Abbiamo una carenza di organico che supera sicuramente quella che è la media nazionale del corpo nazionale, che già è sofferente, quindi oggi a Venezia mancano circa 97 unità su 700, è un numero importante perché vuol dire chiedere poi al personale grandi sacrifici per le sostituzioni, ferie mancate e non godute, insomma il problema c'è, e se noi ci riferiamo alle medie europee scopriamo che i vigili del fuoco italiani fanno miracoli, nel senso che noi, la media europea è un vigile del fuoco ogni 350 abitanti, noi siamo oltre 1000. È attivo il piano di emergenza freddo, visto il buon risultato dello scorso anno, si replica con la stessa formula. Ha preso il via il 1° dicembre il piano comunale per gestire i mesi più freddi dell'inverno e che vede al suo interno un progetto di inclusione sociale per i senza dimora che intendono farne parte. Vedrà quest'anno i posti dell'anno scorso, quindi circa 40 posti che possono diventare anche 50 nelle serate più fredde. Vedrà come l'anno scorso questa nuova modalità di accoglienza che prevede la prenotazione del posto la mattina e la possibilità per i senza dimora di recarsi direttamente alla casa dell'ospitalità. È un sistema nuovo che ha permesso di evitare la promiscuità in stazione, che ha permesso di evitare una promiscuità tra delinquenza e bisogno, quindi si è diviso anche il tipo di target, andando a sostenere e evitare i veri bisognosi, e si è lavorato per evitare quella situazione comunque di difficoltà che c'era in stazione con assembramenti e in qualche modo delle difficoltà di gestione dei flussi. La casa dell'ospitalità però non sarà un luogo in cui dormire, ma i senza tetto che faranno richiesta devono sottoscrivere un patto in cui si impegnano a far parte di un progetto di recupero sociale. Lo scorso anno, tra le 3.200 accoglienze svolte nel periodo invernale, di queste ci sono fatti 8 inserimenti lavorativi, mentre 10 persone che vivevano sulla strada hanno capito che la loro esperienza in Italia era finita e si è fatto un lavoro di rimpatrio assistito, quindi si è in qualche modo aiutato le persone a tornare nel loro paese perché il loro progetto di vita qua in Italia era fallito. E torna anche quest'anno la nostra rubrica di Antenna 3 sui vostri presepi. Inviateci le immagini o segnalateci le vostre creazioni. Le nostre telecamere verranno nelle vostre case, lo potete fare chiamandoci o inviando i filmati al numero o alla mail che vedete in sovraimpressione. Vi ricordo questa sera invece 20:10 la nostra trasmissione, parleremo di migranti e decreto sicurezza con il professor Antonio Silvio Calò. E questa era l'ultima notizia per il nostro notiziario di Venezia. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni ma con frequenti riduzioni della visibilità. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata molto grigia, maggiori spazi soleggiati al mattino dove non mancheranno locali foschie o nebbie sulle pianure occidentali. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino sui monti, cielo maggiormente coperto invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 3 e 6 gradi. Massime comprese invece tra 10 e 12 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
Il tempo sarà asciutto anche sulla nostra regione. Al mattino non mancherà il sole. La nuvolosità sarà in aumento però a partire dal pomeriggio, quando il cielo tenderà a coprirsi un po' ovunque, ma sempre senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -3 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.